Matteo, mi devi dire Matteo se vuoi parlare ora oppure no, prima vi dite benissimo. Allora il gruppo di Selargius sarà accompagnato alle Launedas perché come vedete i gruppi, sì, così se vi spostate qua magari perché ovviamente c'è il tavolo, però così vi possono vedere meglio perché la luce, sì. Come vedete c'è, vi dicevo, il gruppo naturalmente, i gruppi che danzano ci offrono anche un panorama anche sugli strumenti, perché prima abbiamo visto l'organetto, la chitarra e adesso naturalmente l'organetto poi il cantautore nuovamente per il Gori, e adesso abbiamo un altro strumento che sono le launedas, naturalmente tipiche della zona del Campidano. Alle launedas il gruppo infatti di Selargius, gruppo Fedora Puzzu, è accompagnato alle launedas da Andrea Pisu e Giancarlo Seu. Fedora Puzzu, il gruppo ha deciso di dare il nome di Fedora Puzzu perché era una signora, una appassionata proprio di cultura sarda. Il gruppo Fedora Puzzu di Selargius.
Fedora, complimenti, era una collezionista di abiti. Sì, scusate il fiatone. Allora, il Vallo Sardo, nella diversità del Vallo Sardo, il Vallo Sardo è meraviglioso da qualunque parte dell'isola, quindi il vostro è molto più compassato rispetto a quello di Ergoli e al nostro, ma di un'eleganza grandiosa. Rifate un altro applauso così non c'è. No, veramente. Volevo far presente la maestria dei due suonatori, Giancarlo Chiu ed Andrea Pizzi, di cui una delle parti, non la patria, come la meta, il nostro centro, come tutta la nostra zona, si è sempre rivolta a questa regione storica della Sardegna per avere dei musicisti di un certo livello, cioè non si accontentavano di quello che passava, ma andavano alla ricerca, insomma, i loro api hanno fatto molte presenze nelle nostre feste di piazza. Il nostro ballo, volevo dire giusto due cose e poi finisco perché ci sono interventi. Il modo nostro di ballare il capitanese è il modo antico, cioè chiaramente questo ballo ha avuto una caratterizzazione attualmente che è legata più allo spettacolo, insomma quello che richiede la figura e altre cose. La nostra necessità è quella di dare dignità ai balli della nostra zona, volevamo fare una cosa più onesta e abbiamo studiato con le ultime persone che riescono ancora a fare questi tipi di passi. Sì. E quindi niente, questo è quello che vi abbiamo presentato. Grazie a Piero e all'associazione di Rimanenti Grazie a voi. Comunque potete vedere che nonostante sembri un ballo tranquillo, come vedete, perché Matteo è molto giovane, eppure tutto l'impegno che ci vuole, perché sembra semplice, ma la compostezza va chiaramente elaborata, diciamo. Grazie ancora sia ai suonatori di Lamerda sia al gruppo di Selargius. Fedora.